Anche nell'8ª domenica del tempo ordinario ci è proposto un brano del discorso programmatico del Vangelo secondo Luca. Abbiamo ascoltato l'annuncio delle beatitudini e dei guai, la proclamazione straordinaria dell'amore che, dono di Cristo, ci rende capaci di fare del bene a coloro che ci fanno del male, e in questa domenica ascoltiamo altre riflessioni di Gesù con insegnamenti importanti che mettono l'attenzione sul suo ruolo fondamentale di maestro. Inizia con una specie di proverbio: un cieco non può guidare un altro cieco. Non può fare da maestro chi non ci vede, chi non sa la strada, altrimenti rischiano tutte e due di cadere in un fosso. I ciechi siamo noi. Non possiamo noi con le nostre forze pretendere di guidare altri. È il Signore l'unico che vede e che può aprirci gli occhi e farci vedere la strada. Il Maestro è Lui. Noi siamo dei guariti e possiamo guidare altri ciechi solo se il Signore ci guarisce. Vuol dire che il discepolo deve diventare come il Maestro, senza pretendere di superarlo. Nell'arte umana è anche possibile. Giotto, allievo di Cimabue, lo superò e nella pittura divenne migliore. Ma nella storia cristiana nessun santo è meglio di Gesù. Nessun discepolo supera il Maestro. Il vero discepolo è quello ben preparato, che è come il suo Maestro. Invece, l'atteggiamento scorretto è quello del cieco che ha una trave nel proprio occhio e pretende di togliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro. È un'espressione paradossale che adopera Gesù. Voi pretendete di fare da maestri quando non ci vedete niente e volete fare un lavoro di finezza, togliere una pagliuzza, quando il vostro occhio è completamente ottenebrato. Una trave nell'occhio non ci sta. È un paradosso. Per dire, sei un cieco che cerchi un ago nel pagliaio. E cosa vuoi trovare? Allora, togli prima la tua trave. Ma come fai a togliere la trave? Chi riesce a darsi la vista da solo? Nessuno. Non ti salvi da solo. Se ti lasci illuminare da Cristo, hai poi la capacità di guardare il mondo con gli occhi di Cristo. E quindi è una prospettiva nuova, è lo sguardo buono, benevolo nei confronti dell'altro, non il giudice inquisitore e condannatore, ma colui che, se corregge, lo fa con benevolenza per salvare. Questo è il frutto buono che Gesù si aspetta da noi. Un albero si riconosce dal frutto. Se il frutto è cattivo, vuol dire che l'albero è cattivo. Dai frutti si riconoscono gli uomini, dal comportamento si vede la fede. E così passa da un proverbio all'altro dicendo che il cuore si capisce dalla bocca. Quello che le tue labbra dicono rispecchia quello che c'è nel tuo cuore. Se le tue labbra dicono cattiverie, malignità, il tuo cuore è cattivo. Se invece il cuore è buono ed è il vero tesoro perché hai aderito al Cristo, dal tuo cuore cristiano nascono parole buone, parole formative, parole di pace, di incoraggiamento, di luce. Proprio questo tema del cuore
che è rivelato dalla parola, ha fatto scegliere come prima lettura un brano del Siracide, un antico professore di Gerusalemme che pubblicò le dispense dei suoi corsi scolastici intorno al 180 a.C. Ci sono proposte 4 immagini che l'antico Siracide mette insieme per sottolineare con delle immagini lo stesso principio. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. Quando parla, e parla animatamente con un altro, emerge quello che non va bene. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Quando lo senti ragionare su qualche argomento, ti accorgi se vale o non vale. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Questa è la stessa immagine che adopera Gesù. Vuol dire che il Maestro ha fatto sua questa immagine dell'antico sapiente. E la quarta espressione del Siracide chiarisce ancora meglio la serie di immagini. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, perché questa è la prova degli uomini. Sembra una bella persona, quando apre bocca si rovina. La parola rivela il contenuto del cuore. E questo è un insegnamento prezioso che viene dal Siracide, viene da Gesù, è una parola di Dio che chiede i frutti. Se ci sono i frutti è segno che l'albero è buono. Se le parole sono buone, vuol dire che il cuore è buono. Per commentare questo tema ci è proposto il Salmo 91, in cui emerge questa altra immagine. Il giusto fiorirà come una palma, crescerà come un cedro. Essendo piantati nella casa del Signore, i giusti fioriranno. Anche nella vecchiaia daranno frutti, saranno vegeti e rigogliosi. Anche nella vecchiaia, anche quando non ci sono più le forze, perché sono radicati nel Signore. Ecco l'albero buono che produce frutti buoni. La seconda lettura, anche in questo caso, è indipendente dalle altre ed è l'ultima parte del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. È la quarta domenica che insistiamo su questo testo così importante. E nella conclusione della sua trattazione sul tema della risurrezione, l'Apostolo Paolo annuncia il compimento finale. Quando questo corpo corruttibile si sarà rivestito della incorruttibilità divina, allora si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita per la vittoria. La morte non ha più potere. È Cristo che ci dà la vittoria grazie alla sua risurrezione. E noi sperimenteremo che il frutto è la sua risurrezione. Il frutto che noi portiamo è il risultato della sua forza. Noi non contiamo sulle nostre forze, ma sulla sua potenza. Grazie a Lui possiamo fare tanto. Quindi, fratelli miei carissimi, rimanete saldi, irremovibili, progredendo sempre di più, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
impegnatevi, perché non faticate invano, la vostra fatica non è sprecata nel Signore. Se siete radicati in Lui, la vostra fatica porta frutto, porta molto frutto. Da Lui dipende la fruttuosità della nostra vita. È stato un tempo per annum abbastanza lungo e ormai siamo alle soglie della Quaresima. Domenica prossima entreremo già nel tempo penitenziale, mercoledì con le ceneri inizieremo il cammino della Quaresima, ma con questa prospettiva la nostra fatica non è vana se siamo radicati nel Signore. Porteremo frutti abbondanti. Questo dipende dal cuore e si vede sulle labbra.